Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Minecraft in un villaggio abbandonato che ho trovato e in sto mondo tipo ce l'ho già da molto tempo, però non ho mai voluto portarvelo perché non volevo, ma oggi ho deciso e allora ve lo porto. E se volete farò altri episodi di sto mondo, ma solo se volete voi. Ditemi nei commenti se vi piace sto mondo e, e, e basta. 14 stringhe. Sto prendendo le stringhe perché non ho abbastanza stringhe. Non so perché. Vabbè, dai, vediamo in sta casa. Bei due piccoli in ferro, bello. Mamma mia, queste due belle mele. Bello tutto. E come avete visto già nell'inventario mio, ci giochiamo da tanto e ho trovato tante cose. Guardate qui che bello robusta. E niente. Io voglio chiedere, voi come state? Tutto bene? Spero di sì. E, e altro niente. Ma non pensavo che facevo. È vero, nell'1.16 si fa prima con le zappe servono a qualcos'altro che zappare. Fai prima a prendere il grano, le baglie di fieno. E questa cosa è buona. È molto buona. Dai. E non uccido animali perché di cibo ne abbiamo e già ho tantissimo pane. Ma mangia pane. No, non mangio perché avevo così. Aspetta un po' perché se no spreco pane per niente. Le barbabiette le lascio proprio qui, non le tocco manco morto perché non mi serve a nulla. E niente. Ritorno a casa, derubo un po' sto villaggio, poi ritorno a casa e vi facciamo vedere casa nostra, casa mia e di mio amico, perché sto mondo non è solo mio, anche dei miei amici. E oscuro, se vedrai sto video, sì, tanto lo vedrà. Quando finirai la casa nel mio mondo? Una domanda che ti chiedo. Se non entri più, sei cattivo. Basta giocare solo Brawl Stars. Gioca anche un po' con i tuoi amici. Inventario pieno. Boh, non so cosa buttare qui. Pelle, dai. Lo so che serve tanto, però non mi serve a nulla. Non è stata una cosa bella buttare della pelle davanti a una mucca. Se avrebbe fatto cringe anche a me, tanto però. Vabbè, oggi siamo su Minecraft e cosa posso buttare? Vabbè dai, buttiamo queste stringucce. E come ho detto nell'altro video, se non se ve lo siete persi andatelo a vedere. Scusa però non ho registrato oggi ieri perché non ho avuto tempo di registrare e allora oggi ho fatto 2 video come sempre. E prendi un po' di stringhe e ci salutiamo. E non riesco a parlare. Non riesco a parlare. Vabbè, prendo un po' di stringhe e vi faccio vedere casa. Rieccoci qua e vi voglio già dire scusa se oggi non riesco a registrare bene, ma perché ho avuto dei problemi con degli amici, allora non riesco tanto a registrare. E poi sono anche un po' stanco. E vi piace il mini po'? Questa è casa che ha fatto un mio amico ma l'ho aiutato io. E secondo me ci sta molto
molto, come posso dire, vichinga, non so dirlo. Per fare a casa quando le ne ho preso, non so, mango. Non so solo per la legna, vabbè. Lasciamo l'ender. Ah, è vero, con l'ender che ho ucciso prima. Ho fatto un ender pouch. E basta. E questa è casa 1. E questa è casa 2 che deve ancora finire, ma molto bello. Questo mini po' con delle canne da zucchero. Questo è il mini orto che deve crescere. Questo è il portale del Nether qua. Questa è la nostra vecchia casa, un po' male, però dobbiamo portare anche le cose. Guardate qui quante cose avevamo. Ah, che noia portare tutte queste cose nella casa nuova. Oh, dai. Ecco qua tutto quello che avevamo. Ah, e poi ci sono altre cose. Però che noia portare tutto. Oh, ma avevamo già delle stringhe. Però avevamo 60. Voglio vedere se c'è qualcosa nelle fornaci. No. 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 Non so perché guardo nelle fornaci normali, se io faccio con tutto con queste tre. No, ho del fatto da cuocere. No. Sembra che non può. No, non si fa. Vabbè, farlo con la fumigatore. L'altro cibo, ok, no. Mi faccio un po' di cibo, anche se ne abbiamo tanti. E non voglio sprecare questi stack, allora faccio questo. Perché voglio fare il grano, perché voglio fare la coltivazione. Farò il recinto per le mucche off camera. E allora niente, farò il recinto per le mucche tra poco off camera perché sennò non ci vorrà troppo. Ah, e non vi ho fatto vedere, io sono full diamante. E cosa devo fare già? Ah, vuoi cuocere un po' di patate, dai. Fatto questo, cuociamo. Facciamo ste 11. E basta. Ma quante carote ho? Vabbè, dai. Ah, questo era il letto del nostro amico, no, l'ho toccato per sbaglio. Che puzza. Senza offesa, amico. Ah, i cavalli dei nostri due amici. Il mio dov'è? Ah, però ho trovato una sella, ve lo vado a prendere. Ma dopo. Faccio i recinti, poi ci ribecchiamo. Però farò un piccolo taglio dentro casa. No, voglio farmi... Ma... Come faceva a esserci un creeper qui? Come faceva a esserci un creeper qui? Come? Non hai visto nulla, non avete visto nulla voi? Beh, poi non è successo nulla, dai. E si è messo tutto. Perché non è che devo in più? Ah, andava qua. Non so perché. Io voglio fare tutti i recinti con voi. E li faremo in spruce perché non ho altra legna. No, fammi andare a vedere se ho quercia. Se no massimo puoi tagliare un po' dagli alberi. Ah, non so se l'ho detto, però scusa, sì, l'ho già detto. Non riesco a registrare molto bene, non so perché, ma vabbè. Tipo sto facendo malissimo sti video. E allora niente. Vabbè.
Ma no qua, 13 quercia, ma tronchi, altri 10. Se al massimo li faccio con... Ok, ho questi tronchiti. No, no. A volte mi capita che devo sbaglio a mettere le cose e... Beh, mettiamo anche questi. Perché non si può fare con il legno blu? No, vabbè. Speriamo che ci basta fare con questi. E speriamo che basta anche il mio inventario per fare con questi. Perché no, io non ho mai avuto l'inventario così tanto pieno. Non so perché oggi mi ce l'ho così tanto pieno. Beh, io un piccolo. Cioè, no, al massimo avrei già 2 recinti. No, ho già delle belle cosicine. E, 24. Sono un pollo. Non mi bastano le stringhe, se no l'avrei fatte di più. Facciamocene un po' di più. No, però facciamocene delle nuove. Basta, non ho spazio nell'inventario, aspettate. Facciamo con... cerchiamo che 54 ci basta. 54 ci deve bastare, se no chi se ne face. Ci basterà comunque. Farò di mucche, maiali e polli. Cercherò di fare un po' di tutto. E dai, con le stringhe facciamocene un paio di questi 4, secondo me basta. No, facciamocene. No, ho fatto crafting! Beh. Scusi, facciamone 6 e adesso facciamo un po' di stringucce. Dai, con le stringhe facciamo con questo adesso. Ok, faccio la recensione e faccio la recensione, ve la faccio vedere, poi metto le mucche, poi finisco il video. Ma ho esagerato a fare tutto, ma questo è il recinto fatto e poi ho deciso faccio solo per le mucche sto recinto perché come posso dire, secondo me farlo più, non posso per farlo più grande per tutti e io porto delle mucche perché vabbè, visto che siamo vicino al bioma degli acacia e là spawnano tanti animali e sta cosa è buona e vado a prendere due mucche e così le facciamo così tante e facciamo fare i cuccioli e basta. Ciao. Ce l'ho fatta, ecco le due mucche, adesso le facciamo fare i cuccioli, cioè fate sti cuccioli, fatemi, sì, mangiate, e c'è la pecora, non è per te adesso, no. Non potete più mangiare, state scherzando? No, non mi si è buggato, mangiate. Cucciolo! Venga qua che ti spama, mangia. Mangia così cresci, mangia. Ma perché lui non mangia. Beh, guardate. Dove è finita la pecora? Boh, non si sa, vabbè. No, non ho fatto una brutta fine, ve lo dico. No. E io mi metto in terza persona e vi saluto. Andiamo su video, terza persona e
Non si vede, perché non si vede l'armatura blu? È bugato. E in questo video io vi voglio che superate i 10 like per un altro video di Minecraft. Insta visuale di un bel Alex. Io vi saluto e ci becchiamo in un prossimo video. Ciao!